siete tutti artisti qua, io No, no. voi non sono artisti, sono... Sono Innanzitutto mi sembra un caro amico di immischiato. Carlo, spero Carlo di che è? Carlo è l'ammiratore del Ah, Carlo Banco Napoli. Parliamo un po' delle banche che non danno soldi. tutta gente, quelli delle banche. Io Allora, no, alle io prese no. già sta riprendendo Mario, sta riprendendo, Positano News. Non posso, Io mi chiamo sai, Wanda e sono una pianista. il mio lavoro e ci non voleva. posso, c'è un codice etico e perché ci mangio, no? Io questo codice etico Gennaro, non ne una posso- domanda banale per il nostro due giornale copie ne ho web. piante, Pure l'altro devo- a mio figlio ci scrive a copia certo. dici mamma te proprio ma dai. Come si chiama tuo figlio? Massimo Massimo. mamma ti ha cantato Come concili professione ma lo conosci? Bella domanda. musicale? No, L'ho intervistato. dentistica e letteraria. Gennaro. Te lo spiego io, mentre devi il testo, per il dolore della gente. no? Abbiamo un addetto Lui, stampa esatto, del nuovo scrittore. Lui, capito? Immagini il dolore che si può Gen- provare, poi ah. prova lo benda, in modo che il dolore è ancora più cattivo, perché non sa cosa gli cade in bocca. Se un trapano. che sarà? Dobbiamo lui- come dal dentista. No, guarda, È una bella figura, mi te dà lo posso fiducia. dire- Vorrei te lo posso un dire messaggio io per i che lettori di quando Positano lui è un News. dentista, perché io insomma mi curo da lui. Carlo, vieni con noi. Aspettiamo. E voilà. Voilà! È stata una bella serata, grazie a Carlo, grazie a Caffè Latino, grazie a Gennaro Castaldo, Ringrazio moltissimo, una cosa bellissima. nella doppia veste di scrittore, dentista, musicista, poi Allora, lo scopriremo. devi sapere che io mi vedo ancora con la band che formammo alla fine di Che giugno. strumento suoni? A 18 anni. Io faccio un po' la tastiera e faccio e canto. Faccio il frontman, vista la situazione. E Sembra col basso, facciamo solo pezzi nostri. pezzetto, Quello non so 20 anni fa tenevo Non so. tutto. Ok. Io penso che questa Verrà a sia suonare stata... qua a Sorrento per noi. Magari, perché no? Perché viene a suonare per noi organizziamo una bella serata musicale, teatrale, letteraria. Io trovo che il bello di questo libro sia questo valore multimediale, perché tu attraverso diversi linguaggi arrivi attraverso il linguaggio dell'arte, della musica, del thriller, del giallo, quindi avvinci il lettore da diversi punti di vista. Forse il futuro della letteratura è proprio questo, catturare il lettore e far sì che pagina dopo pagina non riesci a staccarti dal libro, perché è l'unico modo per entrare veramente nell'animo di chi ti legge e a vincerlo completamente da tutti i punti dei sensi, attraverso tutti i sensi. E anche questa presentazione è stata un po' in questo senso. Multimediale. Sì, perché abbiamo visto delle immagini video, abbiamo sentito della musica, abbiamo ascoltato delle Molto parole, naturale, abbiamo sentito delle recitazioni, sì, quindi c'è stata molta verità e forse questo è il segreto di questo La semplicità libro. di tutti i personaggi partecipanti. Io Questo ci tengo. merito di Carlo, E anche dell'autore, che è una persona assolutamente vera. Una domanda per concludere, cosa ha bisogno di Napoli oggi nel 2014? Mamma, che domanda difficile che mi fa. Cosa ha bisogno? Secondo me C'era una domanda banale, ne ho fatto già una prima. è una domanda fondamentale. Sentimento. No, ci sta arrivando qui in macchina. Roberto Battè, non ricordo quale autore ha parlato di napoletanità e napoletaneria. C'è bisogno di più napoletanità e meno napoletaneria. La parte bella dell'essere napoletano è un discorso, la parte più deleteria è la falta folcloristica, quelle che ci affibbiano come al solito, e poi dobbiamo lasciare un po' da parte, per pensare alle cose che più ci contraddistinguono. Molto bene, mi viene in mente un'altra domanda, io riscontro nei testi, forse Carlo, che anche lui in sintonia con me, vicino teatralmente, riscontro ancora la napoletanità, un autore vicino a noi, Raffaele Vigliani, nei testi Raffaele Ma stiamo Vigliani. parlando di mostri sacri. E mostri sacri, e tu quello che hai detto ti ringrazio molto della una bella risposta. Un saluto ai nostri lettori Positano News, ciao da Carlo, Ciao a tutti, da Gennaro, da Gigi, Ciao. ciao, grazie a Mario, ciao. Grazie.